Giovani stranieri incontrollabili urgono soluzioni per evitare conseguenze su commercio e alberghi, così gli esercenti del centro di Trieste dopo l'ennesima maxi rissa fra stranieri. Truffa del falso incidente da record a Gorizia, 31.000 euro di bottino fra contanti e gioielli, i carabinieri hanno arrestato il responsabile che stava rientrando in treno da Napoli. Classifica dei governatori, Fedriga rimane saldo al secondo posto fra i più graditi, in testa rimane Zaia del Veneto, terza piazza confermata per Bonaccini dell'Emilia Romagna. Salta l'intesa sulle risorse aggiuntive per gli infermieri del Burlo Garofalo di Trieste, si va verso lo sciopero per gli aderenti a Will e Nursing. Grado e Lignano confermate ancora una volta spiagge da bandiera blu, le uniche in Friuli Venezia Giulia a ottenere il riconoscimento. Il castello di Miramare in miniatura, scivoli altalene tornano ad animare la pineta di Barcola, inaugurate le 5 nuove aree per bambini che furono distrutte nella mareggiata. Difesa e intensità fisica sono le chiavi per vincere contro Forlì, l'analisi della semifinale playoff da parte del centro della pallacanestro Trieste Giovanni Vildera. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca dalla preoccupazione manifestata dal Presidente della Regione a quella dei commercianti e albergatori della zona. L'ennesimo episodio violento a Trieste, la maxi rissa fra stranieri in via della Geppa, ha scatenato le inevitabili reazioni. Vediamo quelle che abbiamo raccolto. Succede sempre più spesso. Sì. Succede sempre più spesso, ma siamo vicini alla stazione, perciò sono tutti là e alla fine vengono a mangiare e poi succede. Sono giovani e incontrollabili. Alcune segnalazioni sono state fatte anche da noi o da altri residenti. Più volte si è segnalato problematiche anche con dei locali che, forse per colpa, forse non per colpa, diventano punto di aggregazione di fenomeni che non dovrebbero assolutamente esserci. Dalla negoziante all'albergatore, inevitabili le reazioni di chi lavora ogni giorno in via della Geppa e via Trento dopo la maxi rissa di domenica scorsa che ha visto coinvolti 15 ragazzi stranieri. In quell'episodio un 17enne era stato accoltellato, come raccontano le tante tracce di sangue ancora sull'asfalto. Proprio in merito a questo episodio gli investigatori stanno facendo passi avanti, analizzando il video che vi stiamo mostrando per risalire all'identità di tutte le persone coinvolte nella violenza. Anche le immagini di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli inquirenti, che hanno inoltre ascoltato le testimonianze di chi ha assistito alla rissa. Quello di domenica è uno dei tanti episodi violenti registrati nelle ultime settimane e anche la zona in cui è avvenuto il fatto è stata già teatro di episodi gravi. Per me sono ragazzi che hanno bisogno di aiuto. Ecco, e bisognerebbe formarli, non lasciarli così. È una buona zona. Succede, ma perché siamo in una zona vicino alla stazione dove sono tanti. Sì, è un ciclo che continua. Ora, io non do la colpa a nessuno di nessuna nazionalità, però questo genere di situazioni non aiuta in primis la città, in secondis i cittadini e in terzo tutte le attività economiche che sono insite qui, incluso quelle turistiche che chiaramente hanno anche un feedback negativo dal fatto di leggere che a Trieste la gente si accoltella a mezzo pomeriggio. Rapine, violenze e risse, una situazione a Trieste già degenerata, e dopo l'ultimo episodio di via della Geppa è sceso in campo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Ho parlato col questore e ho parlato con il prefetto. Devo dire che da questo punto di vista sono casi che ci preoccupano, però non dobbiamo generalizzare. Dobbiamo preservare e scusate ovviamente se sto estremizzando, ma sono contento che ci sia una reazione generale a problemi di questo tipo. Perché? Perché vuol dire che fortunatamente abbiamo un territorio sicuro e la gente non si rassegna e non dà per scontato che queste cose possono avvenire. È stato arrestato, dopo essere sceso dal treno nei pressi di Napoli, il truffatore che aveva messo a segno un colpo da oltre 31.000 euro fra contanti e gioielli a Gorizia. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, un 82enne, nel capoluogo isontino. La tecnica utilizzata è quella consueta, il falso incidente provocato da un familiare.
Un bottino da oltre 31.000 euro fra contanti e gioielli, un ammontare da record per una singola truffa ad un'anziana in Friuli Venezia Giulia. Stavolta però la cronaca non ci costringe a parlare dei risparmi di una vita andati in fumo né dei soliti ignoti come responsabili, perché un'indagine tempestiva dei carabinieri della compagnia di Gorizia ha permesso di arrestare il responsabile nonostante fosse già in fuga. La tecnica d'azione è sempre la stessa, quella del falso incidente della telefonata da un fantomatico maresciallo dell'arma e di una cauzione da pagare per far uscire dal carcere il congiunto, in questo caso il figlio della malcapitata. Il fatto risale al 29 marzo, ma la notizia è stata diffusa solo ora alla stampa dalla procura. La vittima proprio quel giorno compiva 82 anni, esortata prima dalle pressanti richieste telefoniche del sedicente maresciallo dei carabinieri e poi dal complice presentatosi alla porta a Gorizia, aveva consegnato oltre 11.000 euro in contanti, i famosi risparmi di una vita, 600 euro della pensione appena ritirata, nonché monili in oro e pietre preziose per un valore di 20.000 euro. Appena accortasi di essere stata vittima di un raggiro, la signora ha contattato il 112. Gli investigatori, con le informazioni raccolte dall'anziana, hanno setacciato tutte le possibili direttrici, riuscendo rapidamente a dare un volto al responsabile e a individuarlo a bordo di un treno con cui stava rientrando nella sua città natale. Grazie alla collaborazione della Polizia Ferroviaria di Roma, giunto a destinazione a Casalnuovo di Napoli, il quarantenne è stato trovato con l'intera refurtiva ancora addosso, che è stata poi riconsegnata alla legittima proprietaria. La procura di Gorizia ha poi disposto gli arresti domiciliari per il truffatore. Incidente stradale in via Rossetti a Trieste poco dopo le 12:30. Il sinistro ha interessato un furgone e una moto. L'uomo, in sella al mezzo a due ruote, è rovinato a terra nell'impatto con il mezzo pesante ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Il Centauro è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Catinara per i traumi riportati, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto per i rilievi dell'incidente per regolare il traffico, che ha subito rallentamenti per circa mezz'ora, le pattuglie della polizia locale. Conservando le percentuali dello scorso anno, Massimiliano Fedriga si conferma al secondo posto nella classifica dei presidenti delle regioni. In testa, come nel 2023, il governatore del Veneto Luca Zaia. Arretra, ma resta al terzo posto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Nella graduatoria stilata da SVG su un campione di 11.589 maggiorenni residenti in Italia nel periodo 21 febbraio-26 aprile di quest'anno, il presidente della regione Massimiliano Fedriga si piazza al secondo posto, con una percentuale di gradimento del 64%. Si conferma in testa alla classifica con il 70% dei consensi, un punto in più rispetto allo scorso anno, il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Fedriga conserva il punteggio dello scorso anno. Stefano Bonaccini, nel 2023 secondo a pari merito con Fedriga, perde 2 punti percentuali e con il 62% scende al terzo posto. Con il 56% dei consensi, il presidente della campagna Vincenzo De Luca ottiene il quarto posto, guadagnando 7 punti percentuali rispetto al 2023. Fanalino di coda il governatore della Sicilia Renato Schifani con il 27% dei consensi, che comunque guadagna un punto rispetto al 2023, preceduto da Francesco Rocca, presidente del Lazio, con il 29%, un punto percentuale in meno rispetto allo scorso anno. Salta l'intesa sulle risorse aggiuntive per il personale infermieristico al Burlo. I sindacati Nursind e Will vanno verso la proclamazione dello sciopero. Il direttore generale non è riuscito a darci garanzia che la Regione andrà a stanziare questi fondi nel momento in cui ci sarà un assestamento nell'assestamento di bilancio. Nessuna garanzia della copertura economica, di incentivi, maggiorazioni e progetti. Il personale infermieristico del Burlo va verso lo sciopero. È fallito il tentativo di conciliazione stamani in prefettura dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei due sindacati Will FPL e Nursind, che ora si confronteranno con i lavoratori dell'Istituto Materno Infantile. Siamo venuti in prefettura per cercare di tutelare i lavoratori del Burlo Garofalo, in quanto a seguito dell'eliminazione della ex-RAR e della perequazione che ha fatto perdere ben 380.000 euro a tutti i dipendenti, noi oggi volevamo garanzie sulle risorse disponibili per pagare tutte le indennità,
tutta la continuità assistenziale, tutte le progettualità ai dipendenti. Garanzie che non ci sono state date. I sindacati denunciano anche una grave carenza d'organico non riscontrata dalla direzione aziendale. Alla nostra richiesta della grave carenza di personale che attualmente insiste nel Burlo, non abbiamo avuto la garanzia e anzi ci è stato detto che per la direzione generale la situazione del personale è sufficientemente adeguata alle prestazioni che fanno. Questo a noi non risulta in nessun modo, anche perché abbiamo contatti giornalieri con il personale e questo ci illustra giornalmente le assenze e le carenze che sono dovute e che causano i richiami in servizio. Dopo un anno di lavoro e di incontri fra i componenti dell'Associazione Culturale Studium Fidei è nata la Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale. Il documento vuole essere una linea guida etica e tecnica per l'utilizzo delle recenti tecnologie in ogni aspetto della società contemporanea. Nasce nel marzo dello scorso anno con l'obiettivo di valutare l'incidenza dell'intelligenza artificiale nei vari settori professionali e privati. Nasce da un gruppo composto da rappresentanze del mondo imprenditoriale, della Chiesa, del giornalismo, della sanità e più in generale da professionisti che hanno così elaborato nel corso di un anno circa la Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale. Il gruppo fa capo all'Associazione Culturale Studium Fidei ed è composto da un comitato etico e tecnico-scientifico che ha analizzato l'impatto dell'intelligenza artificiale nella società. Abbiamo visto che era forse necessario tracciare delle linee etiche, non tanto per mettere paletti, ma per sottolineare il valore della ricerca. Noi proponiamo una serie di principi, una serie di considerazioni fatte da esperti trasversali di vari settori che con il loro lavoro e la loro esperienza e professionalità hanno fatto una serie di analisi in un confronto continuo all'interno di un comitato etico e tecnico-scientifico all'interno dello Studium Fidei che ha elaborato questa carta. Questa carta è sicuramente uno strumento e contiene molti suggerimenti. La carta è composta da 10 articoli fra riferimenti all'etica e ai principi fondamentali, ai diritti della persona, la privacy, l'applicazione della tecnologia in ambito di tutela della salute e il diritto d'autore. La Carta di Trieste, redatta in forma libera con l'apporto di competenze trasversali, si prefigge l'obiettivo di contribuire a fissare alcuni principi che possono indirizzare le politiche future in materia di intelligenza artificiale, ponendo al centro l'agire dell'uomo quale presupposto essenziale nello sviluppo e applicazione della medesima. Sicuramente la tecnologia va inseguita, questo è il problema che dobbiamo affrontare tutti quanti noi. È anche vero che l'Italia è particolarmente attiva su questo fronte e può rappresentare una punta di diamante anche a livello europeo e quindi penso che è importante condividere e parlarne. Abbiamo presentato come bozza anche all'ONU e anche alle questioni anche internazionali, europee e ci hanno detto che è un'iniziativa di qualità che potrebbe fare da locomotiva da traino. Pubblicata questa mattina in Gazzetta Ufficiale Europea la norma sulle indicazioni geografiche che limita fortemente l'utilizzo di nomi o termini che possono confondere i consumatori. Una legge che dovrebbe spegnere definitivamente la controversia tra Prosecco e Prošek. Soddisfazione dalla politica, prudenza dai produttori, per i quali il caso non è ancora chiuso del tutto. L'Unione Europea ha deciso, d'ora in poi nessuno potrà utilizzare il termine Prosecco come menzione tradizionale anche se declinata in lingue diverse dall'italiano. A stabilirlo la pubblicazione odierna sulla Gazzetta Ufficiale Europea del regolamento sulle indicazioni geografiche che appunto limita fortemente l'uso ingannevole di nomi che possono evocare prodotti in altri luoghi o altre nazioni. Una norma nata sulla disputa tra Italia e Croazia del termine Prošek che risale al 2021, quando lo Stato balcanico chiese all'Europa di annoverare uno dei suoi vini bianchi tra quelli da fregiare con la menzione tradizionale tipica. Vino liquoroso che però ha un nome troppo simile al Prosecco, difeso tra privati da un importante ufficio legale in tutto il mondo che ha fatto battere in ritirata importanti multinazionali che avevano cercato anche solo di abbinarlo a delle patatine o a distribuirlo in lattina. Ma qui la controversia è tra nazioni dell'Unione Europea, chiamata per questo a decidere in merito. Così da oggi il Prosecco è solo prodotto dal Veneto e dal Friuli, mentre continua la battaglia su altri fronti, primo tra tutti quello con il Prosecco prodotto da tanti pronipoti di veneti emigrati in Australia. Soddisfazione dunque da parte dei consorzi a partire dalla DOCG del Superiore di Conegliano e Valdobbiadene, che tra l'altro domani rinnoverà il proprio direttivo.
Questa è una decisione molto importante di cui siamo molto soddisfatti, è una decisione che arriva dopo un lavoro che è stato fatto in sinergia anche con i 3 consorzi che Conegliano Valdobbiadene ovviamente ha dato la sua parte in maniera considerevole per lo sforzo che c'è stato anche di tutti gli studi legali, ma non solo, anche di tutto il comparto del mondo vinicolo e vitivinicolo italiano che si è unito alla nostra causa. Quindi caso chiuso? Secondo il consorzio Prosecco Doc non proprio, perché la norma vieta sì la confusione dei termini, ma da oggi in poi, e sul testo non è stabilito nulla invece sul progresso, quindi al momento la legge non avrebbe validità retroattiva. Per questo, come ci ha detto il presidente Zanetti, parafrasando una celebre frase di Trapattoni, non dire Prosek finché non l'hai nel sacco. Assegnate oggi a Roma le bandiere blu alle località turistiche italiane. Grado e Lignano si confermano tra le località selezionate dalla giuria internazionale. Dalla Regione intanto l'assessore Callari annuncia per fine maggio il regolamento per i bandi di gara demaniali. Puntuale come ogni anno arriva il bollino di qualità per le località turistiche estive italiane attribuito dalla Foundation for Environmental Education. Il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 bandiere blu per Lignano e Grado. La cerimonia di consegna del riconoscimento è avvenuta nella sede del CNR di Roma. 32 i criteri di valutazione di cui tiene conto la giuria internazionale, criteri che vengono aggiornati periodicamente per stimolare le amministrazioni, spiega il braccio italiano della Foundation, a risolvere i problemi di gestione del territorio. In totale i vessilli sinonimo di qualità in Italia sono 236, 10 in più dell'anno scorso. Sono invece 81 gli approdi bandiera blu 2024 in Italia, di cui 13 in regione, di questi 9 in provincia di Udine, 3 nell'Isontino ed 1 a Trieste. Intanto l'assessore regionale al demanio, Sebastiano Callari, ha annunciato che entro fine maggio sarà pronto il regolamento per le concessioni balneari. L'intento della Regione è adottare una linea d'azione univoca nell'organizzazione delle gare, in accordo con la normativa nazionale introdotta dal governo Draghi. A facilitare l'accelerata è stata l'istituzione di un tavolo tecnico tra Regione ed enti locali per definire una metodologia condivisa dai comuni delle località costiere. Questo dovrebbe limitare i contenziosi e consentire l'avvio delle gare. Nuovi giochi per bambini a Barcola grazie al contributo della Fondazione CR Trieste. Il lavoro insieme con il Comune e con tutti quelli che hanno collaborato, gli uffici della Fondazione ma anche gli uffici comunali, le imprese che hanno fatto l'appalto, credo che sia una dimostrazione che insieme si può fare. Nuova vita alla pineta di Barcola con l'installazione dei giochi per i bimbi e il ripristino delle aree verdi. Gli spazi sono ora nuovamente a disposizione dei bambini e di tutta la cittadinanza grazie al contributo da 220.000 euro della Fondazione CR Trieste. Il gioco più caratteristico e che richiama al meglio la città è il castello di Miramare. Il Comune di Trieste, con risorse della Regione per un importo di 138.000 euro, ha provveduto prima all'asporto delle piante divelte dalla forza delle mareggiate, all'asporto della pavimentazione irreparabilmente danneggiata e dei materiali di risulta accumulati dalla marea nelle aree interne alla pineta. Ha disposto inoltre la sistemazione della pavimentazione in porfido vicino alle aree gioco e delle panchine divelte. Successivamente l'impresa individuata dalla Fondazione CR Trieste ha provveduto a smontaggio e smaltimento delle attrezzature danneggiate e alla posa delle nuove pavimentazioni antitrauma e dei giochi sulle 5 aree dedicate. Per le aree verdi sono stati collocati nuovi arbusti e cespugli ed è stato ripristinato l'impianto di irrigazione. Non si poteva lasciare i nostri bambini senza i loro giochi. Credo che la mareggiata ha tolto qualcosa, ma il Comune con la Fondazione l'hanno ridato. Oggi è una bellissima giornata e devo dire che questo gioco che rappresenta il Castello di Miramare, a cui poche settimane fa abbiamo ridato lo scettro di Carlotta, penso che faccia il paio con questa città straordinaria che è sempre più bella e spero che venga apprezzata da tutti. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi quando torneremo abbiamo ancora parecchi servizi da farvi vedere, per cui rimanete con noi, ci vediamo fra un po'. Entriamo in studio. Il processo di acquisizione delle attività ex VAS di Leonardo da parte di Fincantieri rafforza la marginalità lorda, e quanto emerso dall'intervento della D di Fincantieri
Pier Roberto Folgero durante la conference call con gli analisti a seguito della diffusione dei risultati del primo trimestre 2024. Secondo i dati resi noti durante la conferenza, gli ordini dell'ex VAS riferiti al 2023 ammontano a 456 milioni con ricavi per 160 milioni e l'EBIT da 34,1 milioni. I ricavi pro forma 2023 di Fincantieri con l'acquisizione dell'ex VAS e di Remazel sarebbero pari a 7 miliardi e 913 milioni e l'EBITDA da 438,1 milioni. Trieste ospiterà nel fine settimana dal 24 al 26 maggio il 36esimo raduno nazionale dei Fanti d'Italia. Quella domenica sfileranno da Piazza Unità fino a Ponte Rosso. L'arrivo del tricolore dal mare, la cerimonia a San Giusto, le tappe in foiba e in risiera, la sfilata lungo le rive. Sono solo alcuni dei momenti significativi del 36esimo raduno nazionale dei Fanti d'Italia, che Trieste si prepara a ospitare nell'anno del 70° anniversario del ritorno all'Italia, dal 24 al 26 maggio. Secondo solo al raduno degli alpini per numero di partecipanti, l'evento porterà in città, secondo le previsioni, circa 10.000 persone. Il fitto programma è stato presentato alla presenza del sindaco di Piazza dal presidente dell'Associazione Nazionale del Fante Gianni Stucchi. 3 giorni molto intensi a partire dal 24 maggio, festa della fanteria, quindi un giorno speciale per l'Arma con l'arrivo del tricolore qui al Molo Audace e in Piazza Unità d'Italia perché venga issato sulla Torre di San Giusto a cura dell'82esimo Fanteria Torino. Avremo poi diverse cerimonie di commemorazione e dei fatti storici che hanno visto Trieste crocevia europeo e mondiale, per poi arrivare ovviamente a domenica, la giornata più significativa in Piazza Unità d'Italia, il nostro ammassamento e lo sfilamento per la città. Il leitmotiv del nostro 36esimo raduno è proprio ricordare il 70° del ritorno di Trieste nelle braccia di Mamma Italia e i 400 anni del primo reggimento di fanteria istituito sul territorio italiano. Occupiamoci adesso dell'Istituto Nautico che festeggia i 270 anni dalla sua fondazione. L'Istituto Nautico di Trieste ha festeggiato 270 anni dalla sua fondazione, una storia che va in parallelo con quella della città, come è stato ricordato alla commemorazione in Sala Luttazzi, fra i ricordi e le premiazioni degli ex allievi e uno sguardo verso le prospettive future. Una data importante per questa scuola che ricordo essere una delle più antiche d'Italia, fondata appunto 270 anni fa da Maria Teresa d'Austria e che ha in Trieste la sua tipicità proprio come istituto. Abbiamo pensato ad una serie di eventi, prendo la scuola alla città dove si sono svolti 29 tra eventi, concerti, luci d'autore, cori, e oggi invece questo momento più istituzionale con i ragazzi delle quinte, con le autorità, con un dibattito interessante su Trieste, sugli sviluppi di Trieste tra scuola e sviluppo. Quindi abbiamo voluto sempre tenere un leitmotiv in tutto questo. Una difesa sull'esempio di gara 1 a Torino e intensità fisica per tutti i 40 minuti. Sono queste, secondo il centro della pallacanestro Trieste Giovanni Vildera, abbiamo aperto la pagina sportiva, le chiavi per vincere almeno una partita in trasferta a Forlì nella semifinale promozione al via da domenica. È una squadra che da una parte ha recuperato tutti, addirittura un uomo in tribuna in queste partite Campogrande, poi vedremo, ma che sembra aver fatto anche, diciamo così, click in questa fase finale di stagione regolare, inizio playoff, crescendo negli aspetti in cui aveva maggiore difficoltà. La difesa forse è la cosa principale. Sì, sicuramente adesso abbiamo trovato un asset nostro con cui giocare, con cui insomma giochiamo tanti minuti e in difesa si vede proprio, secondo me, che adesso non si scherza più, non si prova più cose strane, ma tutti
sono molto focalizzati per l'obiettivo, quindi è una cosa bella, è una cosa veramente che vedo sia in campo che fuori, sia in spogliatoio che in campo, quindi è veramente un piacere quando si riesce a dare tutto in quel modo là. Arriva Forlì, presentiamo un po' dal tuo punto di vista che squadra affrontiamo. Forlì secondo me è stata la sorpresa del campionato, se vuoi, non mi aspettavo una Forlì così, soprattutto nell'ultima parte del campionato, a dominare, a vincere la Coppa Italia, insomma tante cose oggettivamente buone, hanno dimostrato di essere una squadra rodata con italiani solidi che si conoscono dall'anno scorso. La partita in casa nostra è stata molto bella, è vero, l'abbiamo vinta meritando, anche se da loro abbiamo sofferto molto. Secondo me erano una squadra favorita per vincere palesemente prima dell'inizio dei playoff, solo che senza Allen oggettivamente non so cosa, non li vedo gli stessi. Mi sembra evidente che l'obiettivo è lo stesso della serie precedente, ovvero strappare una partita in trasferta, perché sarebbe veramente poi difficile per Forlì stessa venire a Trieste a vincere in questo momento la Palla Trieste con il pubblico che avevo visto nell'ultima partita. Sì, assolutamente, quello è l'obiettivo, almeno una. Secondo me dobbiamo partire con questa intensità fisica che abbiamo dimostrato a Torino, con cui siamo partiti a Torino. Un primo quarto tosto, duro, facendoci sentire e non mollando mai, che magari quando loro avranno dei momenti buoni per loro, di rientro, insomma, stando là con la testa, quando magari c'è una up and down, stando là con la testa, stando là col fisico e provando a rubarne una da loro. Questa sera alle 21 al Rocco la gara di andata di playoff fra Triestina e Benevento, il punto sulle due squadre e le chiavi della partita da parte di Guido Roberti, radiocronista di Radioattività, e di Antonio Martone di Lab TV, emittente che segue la squadra campana. Sul fatto che la Triestina debba assolutamente fare di più a partire dalla partita di domani. Se fossimo stati eliminati non ci sarebbe stato nulla da dire. Guardando già avanti mi piacerebbe vedere una Triestina più coraggiosa, con più denti, azzarderei il termine, perché se ci pensiamo abbiamo giocato una partita, avevamo 34 gol in panchina. 34 gol in panchina. Tanta roba. Lescano, Redan, Celeghin, D'Urso. Insomma, fa riflettere, no? Il Benevento ci arriva allo stesso modo della Triestina, reduce da un finale di stagione molto deludente. Pensate, in 9 gare solamente 8 punti raccolti, quindi insomma con tante contestazioni, tanta amarezza. Però, come voi mi insegnate, quando ci sono i playoff praticamente si crea automaticamente un clima diverso, si riazzera tutto, si resetta e si riparte. Il Benevento è una squadra solida che ha subito pochi gol e ne ha fatti pochi, al contrario la Triestina è stata un po' altalenante in questo, all'andata subivamo troppo e segnavamo tanto, adesso sembra che fatichiamo in attacco, quindi è una partita da numeri bassi in teoria, da sistema binario, 0-1, 1-0 così. Il Benevento è una squadra che di default inizia i propri match e li inizia e li finisce con l'inferiorità numerica a centrocampo. Voi me le insegnate che ormai a centrocampo non si gioca più a 2, il Benevento invece gioca a 2 e automaticamente va sempre in inferiorità e soffre tantissimo le squadre che impostano il gioco, che hanno il centrale che si fa coadiuvare da 2 esterni di destra e di sinistra. Il Benevento, tra le altre cose, sarà un'incognita per quello che sarà l'assetto difensivo, cioè si presenterà senza 2 dei 3 giocatori titolari in difesa e con un ragazzino. Questa verrà anche per il match di ritorno e come diceva il buon Laezza, questa è una partita che si decide non nei primi 45 o 60 minuti, ma veramente nei 180. Certo. Offrire agli scienziati del sud del mondo le competenze per accedere e partecipare ai lavori dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, l'organismo gestito dalle Nazioni Unite che indica ai governi come sviluppare le politiche climatiche. L'obiettivo del workshop Rete Congiunta di Scienza del Clima, Tutoraggio e Crescita delle Capacità, organizzato dall'Accademia Mondiale delle Scienze per il Progresso Scientifico nei Paesi in via di sviluppo, la TUAS, e che è iniziato quest'oggi a Trieste. Si chiude questa edizione del nostro telegiornale, rimanete con noi perché dopo la pubblicità c'è l'approfondimento con Ferdinando Avarino. Buon proseguimento.
Approfondimento del martedì assieme al nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che ringrazio e saluto. Buonasera. Buonasera Umberto e a tutti. Allora Ferdinando, perché è importante la questione del Prosecco? È importante perché sanno molto bene sulla propria pelle soprattutto gli abitanti residenti del versante friulano della nostra regione, no? Parlo del Tokai, in passato diventato friulano, sì, giusto, sì. Che ci ruba una parte della nostra storia, della nostra tradizione. E guarda che in realtà dire, così come è stato scelto, deciso definitivamente, che nulla può chiamarsi con nomi assonanti al Prosecco in Unione Europea, come ha fatto appunto oggi l'Unione Europea, è una notizia fondamentale per noi. E lo è anche per il nostro territorio, e ricordo perché a tutti, perché Luca Zaia, quando era ministro dell'agricoltura nei governi Berlusconi, lo fece per 2 anni, ricomprese l'area appunto del Prosecco fino ad arrivare all'area del Collio e del Carso, proprio di Prosecco, e quindi salva il vino che si chiama Prosecco anche nelle nostre terre da un possibile scalata aggressiva da parte di vini che col Prosecco nulla hanno a che vedere, che sono prodotti all'estero, sono in Croazia segnatamente, si chiamano Prosek, sono simili, ma insomma un vino che non c'entra nulla non può chiamarsi a maggior ragione Prosecco, che può essere prodotto in queste latitudini con determinate regole nei territori previsti e con denominazione appunto corretta. Poi in Veneto c'è tutta un'altra battaglia, che è quella tra la DOC e la DOCG, così come è stato in passato, in realtà non chiamarlo più Prosecco, che ormai è un brand potentissimo in tutto il mondo, ma chiamarlo Valdobbiadene, perché il Prosecco di qualità superiore vorrebbe essere a sua volta distinto dal Prosecco interno, ma insomma all'interno, come sapete, poi diciamo la storia di indipendentismi porta sempre un po' a dividersi anche al proprio interno. Però guarda, la decisione di oggi è molto importante perché tutela i nostri agricoltori, i nostri viticoltori, i nostri produttori, e quindi è un segnale molto forte che arriva all'Europa e anche ad altri paesi. Ecco, e anche si rifletteva molto in questi mesi anche, no, sull'importanza dell'Europa per scelte che hanno a che fare direttamente sul territorio, no? E questo è un dato sul quale si riflette molto poco, nel senso l'Europa molto spesso è vista come qualche cosa che legifera e che decide distante da determinate realtà. Qui in questo caso è uno dei momenti in cui l'Europa si cala sul territorio. Guarda, ovviamente abbiamo avuto occasione di parlarne molto in queste settimane, lo faremo ancora fino al giorno del voto, anche per spiegare quali sono poi gli effetti dell'Europa. Diciamo sempre da tanti anni che oltre il 70% dei provvedimenti che vengono discussi, decisioni prese anche dal nostro Parlamento italiano, in realtà sono una derivazione di decisioni, scelte prese nel dibattito in Unione Europea, che sia a Strasburgo, al Parlamento o a Bruxelles appunto nell'altra sede, ma una percentuale altissima di quelle che sono poi le decisioni che l'Italia deve calare sui territori, sul proprio territorio, è di provenienza europea. Che poi la nostra Unione Europea non sia in realtà compiuta è un segreto di Pulcinella, perché non abbiamo un'unica politica fiscale, non abbiamo un unico esercito di difesa, che è anche un tema di dibattito e scontro, questo è abbastanza evidente, non abbiamo un'unica politica estera, un'unica politica economica, un'unica politica industriale, cioè l'Italia ha solo perso
sul fronte della mancanza di un piano industriale nel nostro paese, a vantaggio di altri che nella stragrande maggioranza, tra l'altro dei casi, sono altri paesi del componente dell'Unione Europea che hanno fatto acquisto a suon di vantaggi fiscali delle nostre imprese. Ecco, in tutto ciò si colloca l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia, che ha il vantaggio di poter incidere e molto anche sulla fiscalità, avendo un'autonomia piena, no? Qualcosa di molto simile cui ambisce, sapete, da diverso tempo il Veneto, la Lombardia, che hanno tenuto, no, queste due regioni un referendum ormai diversi anni fa, la stessa Emilia-Romagna con un percorso differente, ma insomma, avendo lo statuto speciale, e lo ricorda sempre anche il sindaco di Piazza quando era allora primo cittadino di Muggia, portò Pasta Zara con un vantaggio fiscale a inserire il suo stabilimento proprio lì. Oggi lo racconta anche il fenomeno BAT, così tanti altri che potrebbero rendere ulteriormente eccellente il nostro territorio, benché poco vasto e forse ancor meno industrializzato, a parte il porto, e potrebbero spingere veramente anche grossi nomi ad arrivare da noi. Certo, come facciamo a convincere Francia o Germania che non devono prostrarsi alla Cina come hanno fatto in questi anni, benché siano stati soprattutto i francesi ben più furbi di noi, perché non hanno firmato un contratto che aveva una definizione molto poco chiara dei contorni sulla via della seta, che oggi vedete è andata scemando. Invece loro hanno fatto veri accordi che hanno portato miliardi anche alla stessa Francia. Ecco, insomma, bisogna trovare una politica che sia comune, dopodiché gli slogan, come sapete, sono tanti, anche citarne sono uno oggi fa sballare la par condicio, però tra chi vuole più Europa, chi vuole più Italia in Europa, insomma il dibattito è molto ampio. Cambiamo argomento. Avresti pensato, diciamo, un paio d'anni fa, non più tardi di un paio d'anni fa, che il dibattito che... No, parli di sicurezza? No, di intelligenza artificiale. Cioè l'idea che vorrebbe quasi da dire da un momento all'altro, no? Quella che era vista come una conquista, che insomma, diciamo, nella maggior parte dei casi anche noi raccontavamo come una conquista, da qualche mese a questa parte l'intelligenza artificiale sta diventando un problema. Io ho inteso questa mattina il titolo di un notiziario dove diceva: attenzione perché l'intelligenza artificiale ha imparato a mentire, che non ho capito bene, se devo essere sincero, che cosa significa, perché è un po' assonnato, un po' perché queste cose non sono propriamente mie. Però a me stupisce questo cambiamento quasi verrebbe a dire una sorta di cambiamento di fronte nei confronti dell'intelligenza artificiale. No, il problema è che il mondo è andato avanti, c'è un accordo addirittura delle ultime ore perché ChatGPT, se non ricordo male, approdi anche sui telefonini della Apple, quindi ormai l'intelligenza artificiale è ovunque e il problema è che la politica arriva tardi ed è elemento di lustro per Trieste, non solo. Questa carta firmata Trieste che oggi ha presentato Monsignor Malnati insieme al collega Andrea Bulgarelli, professori ed esperti di questo comitato etico e tecnico scientifico, che devo dirti cerca di spronare la politica a decidere. Io ho sentito anche la stessa Presidente Meloni intervenire su questo, dibatterne in Europa, però non ci siamo resi conto che la cosa che a me più preoccupa è che non siamo in grado di far pagare le tasse neanche ai big del web che in percentuale pagano, ricordo a tutti noi che utilizziamo i social o coloro che vivono sui social convinti che siano il vero mondo libero, che è l'unico vero mondo libero, che quei social che guadagnano grazie ai post, alle visualizzazioni, alle pubblicità che ci vengono propinate, diciamo anche in qualche parte rendendo un po' più sterile il mercato sul territorio, che in questa maniera
stiamo arricchendo grossi gruppi, concentrando il potere economico di grandi compagnie che pagano in percentuale una tassazione, stavo dicendo prima, ben più bassa rispetto a qualsiasi artigiano che oggi fa l'idraulico, che oggi fa non so, il meccanico. Cioè il problema è questo, che tra studi di settore, percentuali e via dicendo, gli scaglioni, un artigiano paga di più in percentuale rispetto a queste big. Quindi se la politica non è capace di pretendere da coloro che pagano poche centinaia di milioni di euro di tasse sui propri territori, o il più delle volte non li pagano neanche sui propri territori, che venga reso a quei territori quanto ha almeno la percentuale di ricchezza ha dato queste big del mondo digitale, come possiamo pensare di incidere politicamente sulle decisioni che dovranno riguardare la vera democrazia dell'intelligenza artificiale? Ti faccio un esempio stupido, ma perché sia capito tutti. Oggi siamo già governati di fatto da un algoritmo, conosce molto bene chi è convinto che il mondo dei social sia quello della massima libertà, ma al di là di ciò, se qualcuno stabilisce che l'algoritmo che dà visibilità alle notizie online cancelli, diciamo, o riduca o nasconda tutti i servizi di un tale Umberto Bosazzi, nessuno riuscirà a ritrovare le tue recensioni di teatro, i servizi che ti riguardano, i servizi che tu hai confezionato, perché lo ha deciso un antro oscuro di un algoritmo. Ora, ho estremizzato ovviamente, ma però questo è il rischio, prima di parlare di tutto l'effetto occupazione che c'è e che a me preoccupa fortemente, perché non possono essere tutti solo e soltanto ingegneri, perché ci raccontiamo che libereremo energie e professioni sul territorio per avere maggiori competenze, senz'altro, però bisogna anche capire che impatto devastante ha tutto ciò, esattamente come l'auto elettrica, non voglio far saltare di palo in frasca, ma poi là non saltano i carrozzieri, ma diciamo i meccanici, perché salta la parte meccanica. Ma al di là di questo, che non voglio confondere chi ci segue, ma noi abbiamo la necessità di gestire questo processo dell'intelligenza artificiale che ci ha già travolto. Forse non è coscienza di tutti noi, ma io credo che sia questo anche l'intento della Carta di Trieste, che ha l'obiettivo, insomma, poi in questo comitato, di arrivare veramente alle stanze dei bottoni a Roma e quindi di conseguenza a Bruxelles, per spiegare bene quali sono i rischi se non c'è una vera democrazia e vorrei dire anche un'etica nella gestione dell'approccio alle notizie, dell'approccio per quello che riguarda noi, l'approccio al mondo lavorativo, la declinazione sulla vita di tutti i giorni di quella che è già l'intelligenza artificiale. Ferdinando, siamo in chiusura, ti ringrazio per essere stato con noi, ci vediamo per Ring, quindi fra qualche giorno, insomma. Sì, giovedì sera con una puntata condivisa tra TV12 e Tele4 assieme sui temi a proposito europei e di politica nazionale, poi venerdì parliamo della città di Trieste. C'è ancora un problema sicurezza, non siamo riusciti a parlarne, ma come vedete purtroppo è una cronaca quotidiana. È vero. Grazie Ferdinando, buona serata, grazie, buon proseguimento. Grazie ai telespettatori, l'informazione, ricordatevi, parte già domani alle 7 con Sveglia Trieste. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.